Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Regia, innanzitutto benvenute e benvenuti cari amici di Radio Libertà. Oggi è martedì, buon martedì 28 gennaio e ricordiamo subito dove potete ascoltarci. Naturalmente sulla Radio DAB, Voce Radio Libertà, su tutti i nostri social, radiolibertà.net, pagina YouTube, pagina Facebook e poi anche vederci se volete in TV 2,52 del digitale terrestre e contattarci, parlare con noi su in regia, dove, a quale numero? A quale numero potete contattarci? Lorenzo e compagnia? Per le chiamate 0292947222 e per i messaggi su WhatsApp 340 67 09 659. Bene, sento una bella voce femminile e allora cominciamo. Abbiamo cominciato oggi con una canzone non casuale. Ho scelto Fiorella Mannoia, un brano epocale che è la storia non si deve ripetere. Non a caso, dicevo, perché ieri la giornata della memoria e oggi è il giorno dopo la giornata della memoria e ieri, 80 anni fa, la liberazione dai campi di Auschwitz, con un monito, 56 le voci dei sopravvissuti che ci hanno fatto commuovere, che abbiamo ascoltato, e il messaggio dei messaggi: mai aver paura di smascherare l'antisemitismo. Tra poco, 16:30, al Rumore, state con noi. In collegamento proprio da Auschwitz, Daniele Massimo Regarda, assessore alla memoria della comunità ebraica di Roma, e il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Ma prima di tutto cominciamo con la parte fondante della nostra trasmissione, la pop economia, l'economia reale, la vita vera, i nostri conti che puntualmente non tornano, che da molto tempo qui in questa trasmissione a Pop Economia cerchiamo di spiegare con un linguaggio semplice, temi complessi spiegati in un linguaggio semplice, come semplice e complessa la vita reale di tutti i giorni. Pochi giorni fa si è tenuto un importante evento di economia ad Arona, gli Stati Generali dell'Economia, e sul tavolo molti temi a noi dirimenti e soprattutto a noi molto cari. Ad organizzare e a promuovere e a coordinare questo evento l'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera e di Commercio e di Turismo anche della Camera dei Deputati. Eccoci, onorevole Gusmeroli, è sempre un piacere averla qui in collegamento perché parliamo di economia reale, di pop economia reale, sempre con lei. Come stai innanzitutto? Benissimo, buon pomeriggio a tutti i radio e telespettatori e grazie per l'invito. Tra l'altro voglio ricordare che la seconda parte degli Stati Generali dell'Economia sarà mandata in onda domani dalle ore 9:40 su questa radio nello spazio della trasmissione di Giulio Cainarca Auto da Fè. E allora come è andata? Ho visto che l'onorevole Giorgetti, il ministro dell'economia, ha detto così: una cura antidoping per l'economia è stata fatta. E poi si è parlato un po' di tutto. Ci dica un po' le risultanze, come è andata, ci racconti e poi veniamo ai temi a noi cari. Ma sicuramente è andata molto bene perché diciamo c'era, ovviamente a livello di affluenza abbiamo fatto veramente il pienone, poi il pienone via web perché avevamo più di 1200 diciamo collegati per 2 ore fissi, più diciamo il teatro pieno e anche un altro collegamento. E poi già adesso insomma l'ha visualizzato in oltre 7.000, ecco, quindi sicuramente poi noi ne hanno parlato i giornali, quindi molto positivo dal punto di vista del feedback. Il ministro dell'economia, avevamo un parterre del RUA. Un parterre d'eccezione, certo, tutti. Il ministro dell'economia, il vicepresidente di Confindustria Antonio Gozzi, avevamo il presidente di Confartigianato, la vicepresidente di Confcommercio, c'era il presidente dei deputati della Lega Riccardo Molinari, il capo dipartimento economia della Lega Alberto Bagnai, poi c'era sottoscritto il professor Miglietta, quindi rappresentante dell'università che è prorettore della IULM. Insomma,
In più in sala, devo dire, avevamo l'ambasciatrice della Slovacchia, avevamo tantissime aziende private e di Stato, quindi insomma un bel parterre. E avete cercato, onorevole Busmerali, di divulgare, diciamo, i temi economici. Ho letto anche nel comunicato temi complessi anche voi in maniera semplice. Vi è riuscita questo tipo di modalità comunicativa? Ma se devo dire dall'auditorio sì, perché non si è mosso nessuno per 2 ore, insomma parlare per 2 ore di economia bisogna proprio diffonderla in modo semplice, ma diciamo che tutti si sono prestati a questo tipo di impegno. Tra l'altro abbiamo registrato tutto con 3 telecamere, quindi ad altissima risoluzione, quindi chi ha voglia di andare a vederselo può vederlo anche tranquillamente nei prossimi giorni. Sicuramente il Ministro dell'Economia ha detto una serie di cose molto importanti. La prima cosa, la tenuta dei conti pubblici, cioè sicuramente l'eredità non era delle migliori, perché comunque abbiamo un debito pubblico altissimo, 3.000 miliardi, quindi una situazione diciamo già difficile, che si è ulteriormente resa difficile per il tema sul superbonus. Ha detto così, abbiamo agito sul reddito di cittadinanza e sussidi, no, Giorgetti? Sì, sui sussidi, superbonus, reddito di cittadinanza, ha dovuto in qualche modo fare delle operazioni per la tenuta dei conti pubblici. La cosa è andata molto bene perché comunque si è trovato l'equilibrio tra crescita economica, che è assolutamente necessaria per spingere diciamo l'economia, ma tenere anche il debito pubblico, equilibrio dei mercati e quindi diciamo rientro appunto da questi temi difficili come il superbonus, quindi è sicuramente andata bene. Ecco, una notizia, onorevole Busmerali, dice così il ministro Giorgetti, sulla legge a sua firma peraltro, e ci interessa molto questo, interessa molto tutti noi e soprattutto è un tema di economia reale, di pop economia, la rottamazione, rateizzazione. Dice Giorgetti, il ministero sta studiando come fare. Ecco, ci sono buone speranze su questo? E di che si tratta? Lo vogliamo ripetere qui, sintetizzare? La proposta di legge sostanzialmente parte dalle criticità delle vecchie rottamazioni e cerca di risolverle tutte. Come sostanzialmente? Rateizzando in 10 anni tutte rate uguali, quindi 120 rate mensili tutte uguali, e decadi dalla rateizzazione se non ne paghi 8 o ne ritardi 8, quindi non una o un ritardo di un giorno come adesso. Il ministro ha detto che è interessante. Perché è interessante? È interessante perché chi ha aderito alle rottamazioni, siccome sono delle rottamazioni molto stringenti, non riesce a pagare le imposte dell'anno. Quindi riesce a sistemare il passato, ma non riesce a sistemare il presente e il futuro. E quindi si trova sempre a rincorrere debiti d'imposta. Poi ci sono quelli che non riescono nemmeno ad aderire alla rottamazione perché gli anticipi sono troppo elevati. Quindi questa proposta di legge a mia prima firma sistema un po' tutto. Per velocizzare la cosa io ho anche fatto depositare con un emendamento a firma del senatore Garavaglia l'esatto progetto di legge con un emendamento, in modo che cominciamo a sondare il terreno con gli alleati se c'è la volontà di farla. Io credo di sì. Ci sono aperture da parte dell'opposizione anche su questo, oppure ci sono soltanto veti contrari? Diciamo, sono sempre il gioco delle parti. È un tema che interessa a tutti, però questo, tutti noi. Se si guarda il bene degli italiani, che è sistemare il passato, che peraltro non riguarda solo le attività economiche, riguarda senz'altro piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti, ma anche dipendenti e pensionati con arretrati di cartelle esattoriali, di tasse comunali, contributi INPS. Quindi si sistema tutto il passato e soprattutto si incassa
per lo Stato incassa le imposte e i contributi dell'anno, che fa sì che si possa diminuire la tassazione a tutti quelli che invece non hanno arretrati. Quindi si sistema l'arretrato, si incassano tanti soldi che possono essere utilizzati per ridurre la pressione fiscale, che ricordo in Italia Ecco. è da decenni leader al mondo per la tassazione. Ecco, un modo giusto per sanare il passato, perché nel presente, caro onorevole Gusmeroli, siamo afflitti da una croce, e lei la conosce bene perché è una battaglia che conduce da tanto, quella delle bollette. Non sappiamo più come uscirne. Allora, io la pregherei di nuovo di riassumere un po' come bisogna fare, perché anch'io sono subissata di telefonate, anch'io sono nella confusione in questi giorni, nei vari passaggi, mercato tutelato, mercato libero, e soprattutto la categoria delle persone fragili, che cosa deve fare, come si deve comportare. Allora, intanto spieghiamo un attimo. In questo momento esistono 3 mercati: il mercato libero, che è il più caro, mercato tutelato, che è meno caro, e il mercato a tutele graduali, che è il meno caro in assoluto. E già è una premessa. Premessa. Seconda cosa, per ora, oggi, fino al 30 giugno, si possono muovere solo quelli che sono nel mercato libero e nel mercato tutelato, che sono vulnerabili, cioè stiamo parlando di 11,5 milioni di persone, non poca cosa, che devono avere queste caratteristiche: avere più di 75 anni, oppure essere diversamente abili, oppure essere fragili economici. In questa situazione qui, se si è nel mercato libero, si può andare nel mercato tutele graduali, che è il meno caro; se si è nel mercato tutelato, si può andare nel mercato tutele graduali, che è il meno caro, sino però al 30 giugno. Cosa bisogna fare? Bisogna entrare nel sito di ARERA, leggersi le istruzioni, non facilissime, devo essere sincero. Ecco, bisogna farsi aiutare da, siccome se uno magari ha più di 75 anni, ha dei nipoti, dei figli, da farsi aiutare con qualcuno esperto un po' di computer, e presentare la domanda per andare nel mercato tutele graduali. La differenza di costo è altissima. Perché? Perché in base ai dati di ARERA ultimi disponibili, nel terzo trimestre 2024 il mercato libero costava 37 centesimi al kilowattora. Il mercato tutelato costava 25 centesimi kilowattora e il mercato tutele graduali 21 centesimi kilowattora. Quindi una bella differenza, un bel risparmio. Aiutiamo gli over 75, diversamente abili, fragili economici a risparmiare sulla bolletta della luce. Da qui al 30 giugno. Da qui al 30 giugno. Non a caso, con un emendamento della Lega a mia firma nel decreto concorrenza, perché questa è, diciamo, una battaglia della Lega che abbiamo fatto l'anno scorso e che abbiamo vinto, però vinciamo se tanta gente risparmia sulla bolletta della luce. Noi abbiamo vinto perché abbiamo dato questa opportunità, però poi se non informiamo, e quindi grazie a voi che anche con questa trasmissione fate informazione, noi abbiamo bisogno di dare informazione per far sì che tanti possano cogliere questa opportunità. Ecco, non a caso è comparso il presidente del Codacons, che ho chiamato opportunamente, Gianluca Di Ascenzo, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo. Ben ritrovato. Grazie per l'invito, Alessandro. Quando parliamo di bollette non possiamo che sentire l'onorevole Gusmeroli e il Codacons, perché c'è proprio un report, ne parlavamo anche l'altro giorno con lei, quando si è più informati, come diceva Gusmeroli, quando si è più in grado di capire, si è più forti e quindi possiamo avere un passo in più. Ecco, però riusciamo ad informare sempre correttamente, noi il Codacons sempre ci aiuta a questo. Una battuta, poi ripassiamo all'onorevole Gusmeroli che tra un po' dovrà andare via e con lei poi ci dilunghiamo sul carrello della spesa. Prego.
Sì, assolutamente, siamo disponibili, come diceva il Presidente Cusmeroli, ad aiutare i consumatori Perché è una vulnerabili. procedura non semplice. Ecco, Esatto, perché anche questa è una battaglia che ha fatto il Presidente, di rendere, quando si è passato dal mercato tutelato al mercato a tutele graduali, reperire le informazioni. Non era semplice, non è semplice adesso. Noi siamo a disposizione per tutti i consumatori che vogliano trovare queste informazioni e non riescano da soli. I nostri sportelli sul territorio possono aiutare i consumatori vulnerabili e non solo, ovviamente. Ecco, ora vedremo, onorevole Cosmeroli, cosa accadrà, perché ci dice Basseghini di Herrera, magari il prezzo del gas scende, siamo tutti lì, no? Che aspettiamo che il prezzo... Però della luce, Parliamo della luce, però diceva Basseghini, dicevo questo perché giorni fa ha detto, aspettiamo che poi il prezzo del gas scenderà, passiamo anche al gas, perché anche bolletta di luce e gas, no? È tutto un insieme, poi c'è la CEA, c'è l'acqua, insomma, ci sono tante croci, non una. A proposito di croci, Stellantis, una vicenda che lei ha seguito, siamo in chiusura, ho visto che è riuscito ad avere un'audizione, lo diciamo per chi non l'avesse ancora letto o ad ascoltato, il 19 marzo con John Elkann, che tante volte lei aveva gentilmente invitato, invece John Elkann non era venuto, no? Non si era recato in Parlamento. Come è andata tutto questo? Lei è speranzoso per Stellantis, perché ci sono anche delle novità, no? Soprattutto dalla parte sul versante USA. Vediamo un po'. Ma diciamo che è sicuramente un'audizione importante. L'obiettivo, diciamo, era quello, diciamo, di avere questo tipo di audizione. Devo dire che il presidente Elkann aveva detto: io vengo in audizione dopo la chiusura del tavolo del 17 di dicembre con il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri abbiamo avuto un incontro e abbiamo concordato una data, quindi a questo punto il 19 di marzo il Presidente sarà audito dalle commissioni riunite Camera e Senato attività produttive, quindi sarà l'occasione per affrontare il tema dell'automotive, passato, presente e soprattutto futuro, che è un futuro che ci riguarda tutti, perché l'automotive è da sempre, insieme alle costruzioni, un settore trainante del nostro paese, quindi è fondamentale quell'audizione. E soprattutto ricordiamo Elkann è andato già ad incontrare il nuovo presidente Trump, proprio prima che Trump giurasse, si sono incontrati, ma a noi quello che ci preme, caro onorevole Cusmeroli, è per l'Italia, no? Le notizie per la nostra Italia. Vedremo quello che succederà, perché sono ancora in agitazione, lei lo sa, in questa trasmissione io ho seguito passo passo tutte le regioni, tutte le province di dove proprio c'era la difficoltà assoluta, sono ancora in agitazione perché tanti problemi si sono risolti, ma molti altri no. Allora, io so che lei deve andare, sono le 16:20. Intanto, a quando i prossimi stati generali dell'economia? A quando i prossimi stati generali dell'economia? Io vorrei farli a settembre, perché abbiamo avuto problemi con diciamo, il numero di persone che purtroppo non hanno potuto assistere data la capienza. Un overbooking, insomma. Vorrei farlo in un periodo in cui si può fare all'aperto, e quindi sto pensando a settembre. Vediamo. Naturalmente sempre ad Arona, no? Nella bella Arona. La Davos italiana. La Davos italiana dell'economia. E poi ci sarà il fisco, vedremo un po' cosa potremo organizzare anche per il fisco. No? Assolutamente. Grazie onorevole Ci sarà diciamo, un convegno organizzato dalla Lega in Senato proprio su molti temi fiscali. Benissimo, la aspetto presto, la ringrazio e di nuovo. Lega del Codacons, complimenti per l'attività di informazione che stanno facendo. Sempre presenti e sempre con noi qui in trasmissione. Grazie, a presto. E allora, Presidente di Ascenso, ha sentito? C'è il gas, c'è la luce, ci sono le accise, no? E che il Codacons, ho visto, ha fatto un tweet, oppure non so adesso, non si twitta più, vediamo un po' che cosa ha fatto il Codacons su questo. Io amo dire sempre tweet, un cinguettio abbastanza avvelenato come nel suo stile, cioè?
Sì, è verissimo. Allora, innanzitutto è corretto quello che dicevi prima, perché ricordiamo che quasi il 40% dell'energia elettrica è prodotta con il gas e l'aumento del gas inevitabilmente può portare nel mercato libero e non solo a un aumento dell'energia elettrica, ma poi dopo lo vediamo quello che sta succedendo a livello internazionale anche con i carburanti. Per cui questo riallineamento delle accise, perché sappiamo che quanto pesa la parte fiscale sul carburante dalla benzina al gasolio, il riallineamento delle due accise che era diverso, fa sì che stiano aumentando dall'inizio dell'anno, quando si temeva questo riallineamento, ad oggi che di fatto è stato in pratica ufficializzato, un aumento del costo del carburante, che vuol dire che i consumatori pagano circa 3 euro a pieno, vuoto per pieno stiamo parlando di circa 80 euro l'anno di aumento, ma dobbiamo anche ricordare che siccome la gran parte delle merci viaggia su gomma, l'aumento del gas, l'aumento dei carburanti si trasferisce sull'aumento del carrello della spesa. E questo Eccolo. purtroppo lo sappiamo, l'abbiamo visto negli anni passati e dobbiamo farcene una ragione. Ecco, il carrello della spesa, lei lo ha anticipato, il carrello della spesa che diventa sempre più pesante da trascinare, ma perché sta sulle nostre spalle, non perché è pieno, perché non riusciamo a riempirlo. Perché leggevo oggi proprio un report, dalle patate all'olio di oliva naturalmente, che poi non è quasi mai italiano, è sempre di produzione UE, attenti bene a quando comprate, dall'olio d'oliva al cacao i prezzi sono alle stelle. Un carrello della spesa che aumenta, basta andare al supermercato e 20-30 euro si spendono così senza nemmeno sapere cosa si compra. Penso che sia così per tutti, no? Nessuno escluso. A quanto siamo per questi aumenti e questi rincari e a cosa dobbiamo stare attenti quando andiamo a fare la spesa? Allora, purtroppo è vero perché a tutto questo, cioè oltre al costo, l'aumento delle materie prime, quindi ci riferiamo adesso all'energia, ma pensiamo anche agli effetti che ha il cambiamento climatico sull'agricoltura, perché l'aumento del costo del cacao alla tonnellata è un effetto di questo, così come sappiamo, ad esempio, per quanto riguarda l'olio d'oliva, cosa ha fatto la xylella, cosa è successo alla produzione del vino, ad esempio, con le alluvioni che hanno distrutto le piantagioni e così via. Pensiamo alla carenza d'acqua, alle piantagioni di riso italiane, a tutte le eccellenze del nostro territorio. Quindi noi con il nostro portafoglio non ne siamo consapevoli, ma in realtà noi possiamo votare perché dobbiamo aiutare le imprese italiane. E quindi quando andiamo a fare la spesa, come giustamente dicevi tu, andiamo a leggere l'etichetta, leggiamo quell'olio da dove viene, se è una miscela di oli comunitari e extracomunitari oppure è un olio italiano. Siamo tutti quanti consapevoli che i prezzi stanno aumentando e non è possibile consumare 100% italiano, tutti quanti non possiamo ogni giorno consumare prodotti DOP e IGP, però dobbiamo anche essere consapevoli che se noi aiutiamo le imprese locali e quindi il consumo di prodotti a chilometro zero, aiutiamo le nostre filiere a reggere la concorrenza del mercato e soprattutto dobbiamo stare attenti a contrastare il fenomeno del cosiddetto Italian sounding. Quando noi pensiamo di comprare prodotti italiani perché magari vediamo il tricolore sulla Questo è il confezione. pericolo comune di tutti i giorni, no? Perché leggevo l'altro giorno la passata di pomodoro. Ci sono delle passate di pomodoro in Italia fantastiche. Ovviamente non cito assolutamente le marche, non potrei mai farlo, ma molti di questi brand, no? Che sembrano italiani, sono poi di provenienza cinese, proprio la materia prima, il pomodoro. Quindi per tutelarci, per saper meglio leggere prima di comprare, perché compriamo tutti ovviamente distrattamente e anche e soprattutto presi dalla fretta di tutti i giorni, che cosa dobbiamo fare? Un consiglio in un minuto. Allora, in un minuto dico che intanto il Codacons ha un osservatorio sulla pubblicità, che è un'attività costante e quotidiana che noi facciamo chiedendo e contestando Dove ci alle imprese. colleghiamo, Presidente? Codacons, ci dica un po'? www.codacons.it. Abbiamo pubblicato anche 3 libri in questi anni di attività dell'osservatorio, quindi invito a chi sia interessato a consultare il nostro sito internet. Poi il consiglio che giustamente mi chiedevi è che quando andiamo a fare la spesa facciamoci la lista della spesa prima di entrare nel supermercato o nel negozio di vicinato e poi prendiamoci un minuto di tempo in più quando mettiamo il prodotto nel carrello, perché poi dopo ha un effetto il nostro acquisto sul mercato e quindi andiamo tutti purtroppo di fretta, abbiamo necessità di tornare a casa, però a volte quel minuto risparmiato ci aiuta ad aiutare, scusate il gioco di parole, le imprese italiane a tutelare il nostro Made in Italy.
un minuto in più per non incappare in errori e un minuto in più respiriamo quando andiamo a fare la spesa, cerchiamo di prenderla come una cosa bella, no? Come un momento di relax. So che non è sempre semplice, ma cerchiamo di farlo. Presidente, allora io la saluto, la ringrazio, invito sempre a seguire il sito del Codacons perché ci sono delle informazioni utili sulle bollette, sulle accise, sul carrello della spesa, sull'Italian Sounding, tutto ciò che noi non possiamo sapere, non ci pare di non poter capire, andiamo lì e cerchiamo di illuminarci, come anche ci ha ricordato Alberto Gusmeroli. Allora, a presto, la saluto e la ringrazio per ora. Grazie, alla prossima. Alla prossima. Andiamo in pausa e tra poco state con noi per Rumore, collegamento da Auschwitz, Mario Venezia e l'assessore alla comunità ebraica di Roma. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Alessandra, a te la linea. Eccoci, questo è Rumori, io sono sempre Alessandra Mori, il secondo blocco di questa trasmissione. 80 anni fa erano dei bambini e ieri degli innocenti bambini. Ieri sono stati accompagnati e sorretti dai loro nipoti nella giornata della memoria, nella celebrazione della liberazione 80 anni fa dal campo di Auschwitz. 56 le voci che abbiamo ascoltato, che hanno dato ancora una volta una testimonianza al mondo e il messaggio dei messaggi: mai aver paura di denunciare l'antisemitismo. Ma chi ha paura davvero ancora di denunciarlo e chi si nasconde dietro questa brutta parola ancora e questo atroce modo di pensare? Ecco, ieri, voglio dirlo in apertura, nella cerimonia iniziale, il Marian Turski, 99 anni, ex prigioniero di Auschwitz, membro del Comitato Internazionale del Museo della Shoah, ha detto: mai, ripeto, aver paura di smascherare l'antisemitismo, ma oggi sta tornando di nuovo dirompente, è uno tsunami. Siamo in collegamento oggi da Auschwitz, sento voci fuori campo ed è così perché sono in movimento in questo momento, con Daniele Massimo Regard, assessore alla memoria della comunità ebraica di Roma. Benvenuto qui. Grazie, buonasera a tutti, grazie intanto per l'invito e soprattutto grazie per l'attenzione a un tema che per noi ovviamente è molto caro, ma che, come avete sempre detto anche voi, riguarda tutti noi. Riguarda tutti, nessuno escluso, e l'attenzione c'è e ci sarà
sempre, non soltanto ieri, non soltanto oggi, ma tutti i giorni, sempre, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda. E poi è un grande piacere ritrovare, sempre in collegamento da Auschwitz, ma in telefonica, penso che stiano ripartendo, ora ce lo diranno loro, il professor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Professore, ci sente? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Sì, io la sento, la sentiamo un po' lontano, ma va benissimo. Semplicemente le chiedo se può alzare un tantino la voce. Benissimo, allora buonasera e grazie ancora, è la seconda volta che ci sentiamo, ovviamente mi fa piacere, quindi vi mando un carissimo saluto. Grazie professore, un carissimo saluto e un abbraccio, glielo mando io, glielo mandiamo noi tutti uniti contro l'antisemitismo. Ecco, professor Venezia, che clima si respirava ieri? Adesso lo chiedo anche all'assessore, e come avete vissuto voi questa celebrazione che cade in un momento geopolitico tesissimo, particolarissimo, in quella che molti definiscono la fragile tregua, noi ci auguriamo di no, ovviamente, e soprattutto le chiedo, gliel'ho detto anche l'altra volta, la reazione dei giovani. Ho visto che lei ieri ha fatto una conferenza con i giovani di Roma, mi dica tutto. Sì, allora direi che la giornata ha avuto una parte ufficiale, formale, con la presenza di 50 capi di Stato, di governo reali, provenienti da tutto il mondo. Per la prima volta un regnante inglese è venuto ad Auschwitz-Birkenau. Abbiamo avuto l'onore di avere la presenza del presidente Mattarella in rappresentanza dell'Italia, e quindi un momento, ripeto, ufficiale, formale, molto molto significativo, toccante, molto ben organizzato. Il rapporto con i giovani, questo viaggio ha previsto quindi una parte diciamo ufficiale, ma una parte molto importante per noi, che è la presenza dei giovani studenti individuati da una collaborazione con il Comune di Roma, che ha organizzato questo viaggio, Comune di Roma e Roma Città Metropolitana, circa 140 studenti, e ieri sera c'è stato un momento di incontro tra studenti e alcuni di noi, e devo dire che è stata una bellissima, bellissima sorpresa. Ragazzi preparati, ragazzi interessanti, ragazzi intendo ovviamente ragazze e ragazzi, questo è chiaro, ma anche i professori, perché se i professori non sono interessati è molto più difficile. Ecco, quindi questa è un po' la mia sintesi. I professori interessati che riescono anche, devo dire, sulle proprie forze a trasmettere dei valori, delle curiosità, riescono a dare ai ragazzi un senso, e molti ragazzi reagiscono positivamente. Ecco, e questa trasmissione è proprio cominciata con il brano di Fiorella Mannoia, La storia non si deve ripetere, e va insegnata, dice questa canzone, non a caso l'ho fatta trasmettere, tra i banchi di scuola, perché eviti il dolore a qualcun altro, il dolore di cui è stata vittima qualcuno. Ecco, Assessore Daniele Massimo Regardi, innanzitutto la ringrazio perché la vedo in movimento, credo che voi stiate ripartendo in questo momento, sì, vero? Siamo in partenza, non potrò stare con voi molto, ma e allora subito le do la parola. Condividere con voi questa testimonianza, diciamo. Perfetto, allora We Are the Memory, ho visto che i giovani dell'UGEI hanno lanciato una campagna. Ecco, questa memoria, come si fa a preservarla? Lei è molto giovane, è un esponente importante della comunità ebraica di Roma, ci sono state ovviamente, non dovevano esserci, ma 1000 polemiche anche in questo momento tra ANPI e comunità ebraica. Ha parlato anche il rabbino capo e anche Noemi Di Segni, che molte volte è stata qui ai nostri microfoni, e hanno detto l'ANPI è cambiato, quindi ancora polemiche, ancora divisioni su un tema che invece dovrebbe accomunare tutti. Chi ha paura ancora di smascherare, e torno alla testimonianza del sopravvissuto, come ho detto prima, del signore di 99 anni, Marian Tuschi, l'antisemitismo? Chi ha paura? Ma noi sicuramente siamo in una fase in cui non possiamo permetterci di avere paura. Non possiamo permetterci di avere paura di chiamare anche le cose con il loro nome. L'antisemitismo purtroppo non se n'è mai andato, e noi siamo oggi in una fase in cui la memoria ha una responsabilità sicuramente morale, quindi eccoci qui nei campi di sterminio a ricordare, e ci rendiamo conto che i viaggi della memoria siano ancora molto importanti, perché noi abbiamo la capacità di mettere i giovani di fronte a quella che è stata la Shoah, e questo è il primo tassello fondamentale. Il secondo è una responsabilità politica, nel senso che noi in questo modo, attraverso la memoria, scegliamo quali sono i valori che dobbiamo proteggere nella società di oggi. E io credo che sia necessario in questa fase più che in altre
di uscire dal mondo delle polemiche, però d'altra parte dobbiamo renderci conto che bisogna essere responsabili, ci deve essere un rispetto reciproco e soprattutto quello che dicevo prima, una cosa che noi chiediamo ai nostri giovani, dobbiamo farlo prima di tutto noi che rappresentiamo le istituzioni, non solo politiche comunitarie, delle associazioni, ricercare la verità. Ricercare la verità attraverso l'utilizzo corretto delle parole. Io questo credo che sia molto importante, perché oggi noi chiediamo a questi giovani di tornare a casa. Di solito quando si parte per un viaggio lo si fa per divertirsi, e invece noi chiediamo a questi ragazzi di tornare con gli occhi pieni di orrore, perché sono stati ad Auschwitz-Birkenau, nei luoghi veramente in cui il nazismo ha distrutto vite, e questa è una responsabilità che chiediamo anche a ragazzi che stanno al liceo, quindi molto, molto piccoli, ma che sono la nostra forza. Io la parola che utilizzerei oggi è speranza, anche rispetto a quello che diceva prima il professor Venezia. Io ho visto ieri dei ragazzi estremamente preparati, estremamente volenterosi di ricercare la verità, di capire, di approfondire quello che spesso non vediamo in molte attività dei nostri giovani, e questo per noi è un problema, dobbiamo lavorarci molto. Come possiamo farlo? Attraverso sicuramente le nuove tecnologie che ci possono dare la possibilità di avvicinare i nostri giovani alle informazioni. Ecco, questa campagna We Are the Memory è molto forte, io l'ho vista sui social, sono le testimonianze dei nipoti o dei pronipoti dei sopravvissuti e è davvero impattante. Questo può aiutare sicuramente, no? Sì, è proprio questo il concetto che noi vogliamo far capire, che il passaggio del testimone è anche reale, non è solamente una roba astratta, è reale, è qualcosa di concreto, e cercare di farlo attraverso i mezzi di informazione. Quindi oggi i giovani hanno una soglia d'attenzione sicuramente più bassa, ma sono sui social, quindi sono su Instagram, sono su TikTok, e quindi noi dobbiamo avvicinarci, dobbiamo capire qual è il modo migliore per fare memoria. E noi non dobbiamo limitarci a fare memoria, questo lo sa anche il professor Venezia, perché ci occupiamo di tante attività insieme ed è quello che fa la fondazione da lui presieduta. Noi dobbiamo cercare non solo di fare memoria, ma di fare memoria meglio, nel senso che abbiamo una responsabilità quando non ci saranno più i deportati ancora maggiore, nel senso che la figura dello storico assumerà una centralità che oggi è sicuramente subordinata a quella dell'ex Ecco, deportato. un'altra cosa e poi ti lascio andare perché so che hai un tempo Abbiamo davvero il pullman contato, in devi partire. partenza. La percezione che i giovani hanno, e lo chiedo a te in particolare perché, ripeto, sei giovane e sei un importante esponente della comunità ebraica di Roma, una realtà fondamentale a Roma, di questo cambiamento geopolitico, no? E quindi della presenza di questo Trump, il decisionista, che sembra essere un po' il risolutore, che insiste oggi ancora e dice Palestina via da Gaza, perché vuole cercare un modo, dice lui, di risolvere questa questione. Che percezione hanno i giovani? Hanno speranza su questo? Ma secondo me intorno a queste cose ovviamente poi c'è grandissima confusione, proprio anche perché è cambiata anche l'informazione. Oggi siamo bombardati da tantissime non riusciamo a metabolizzare le informazioni perché ne arrivano tantissime, e questo è un lavoro che noi dobbiamo continuare a fare all'interno delle scuole. Certo, la percezione è anche un po' caratteriale, c'è chi è più ottimista di natura e spera che questo si possa risolvere, chi purtroppo invece ma questo anche lo vediamo anche a livello giornalistico. Ma il clima tra voi qual è? Ci credono in questa nuova posizione politica che è così assertiva? Ma no, in realtà su quello non è che i nostri si mettono troppo a vedere politica, non politica. Loro vogliono solamente che Israele abbia il diritto di esistere in sicurezza all'interno dei propri confini. Questo vuole la diaspora, questo vogliono gli ebrei in tutto il mondo, ma questo è fuori discussione. Bene, allora saluto e ringrazio, buon viaggio, buon ritorno e ci sentiamo dopo con diciamo un pochino più di calma. Grazie mille ancora per il vostro impegno. Grazie, grazie a te. Arrivederci a tutti. Professor Venezia, lei c'è, no? Posso insistere un po' con lei con qualche domanda? Possiamo parlare un po' o anche lei sta ripartendo ai minuti contati? No, io sono già un pochino avanti, quindi posso rispondere. Benissimo, con molto piacere. Allora le chiedo il vaccino della memoria, ecco, lo dicevamo con l'assessore alla comunità ebraica, e quindi il giusto uso, l'abbiamo detto anche la volta scorsa con lei, delle parole. La comunicazione, l'informazione è importantissima. E in questi giorni, non a caso dico questo, perché è stata di nuovo insultata sui social Liliana Segre. Pensate un po', per un docufilm che dovrà andare in onda, che lei ha voluto realizzare per comunicare, per informare sulla sua
storia, quindi una cosa fondamentale. Ecco, ancora ci risiamo. Questo vaccino della memoria non è passato, cioè non è andato a buon fine, professore? Ma io penso che comunque queste situazioni vadano esaminate con la massima calma e profondità di pensiero. Allora, non è che ci fossero delle aspettative, a mio avviso, concrete di risolvere un problema che è storico, che è ancestrale, che è l'antisemitismo, no? Quindi si tratta di attività che si svolgono col massimo del buonsenso e della buona volontà, ma che non sempre, diciamo, possono arrivare a risultati così ampi. Cioè pensare di riuscire, qualcuno ha detto ma questo glielo dico in un dibattito anche recente, forse i viaggi della memoria non si devono più fare perché non si è raggiunto un risultato. Dico, signori, sarebbe troppo semplice, no? Si invitano tutti quanti gli studenti ogni anno a fare il viaggio della memoria e come d'incanto svanisce l'antisemitismo, che poi vuol dire anche maggiore attenzione per gli altri, perché questo non è un elemento che riguarda solamente l'ebraismo, riguarda anche le altre minoranze, no? E quindi pensare che un viaggio di 3 giorni possa consentire di risolvere un problema secolare mi sembra quantomeno utopico, utopistico, come vogliamo dire. Quindi un Allora, docufilm, secondo lei, potrebbe incidere, no? Nell'epoca dei social, sempre di più. Perché una senatrice, una persona come Liliana Segre deve essere insultata così? Guardi, la stessa domanda me l'ha posta ieri uno dei figli, che tra l'altro è presente, i figli di Liliana, che è presente nel documentario, che ha voluto dare un'occhiata, uno sguardo. Vedi, io non lo sapevo, non c'ero, ma prometto che il prossimo anno verrà sicuramente. Esatto, allora Alberto, che è il figlio grande di Liliana, mi ha scritto proprio ieri dicendo non capisco perché tutto questo odio verso una donna. Ecco, io per esempio da spettatrice non lo capisco, lo vorrei capire perché parliamo di memoria, parliamo di Museo della Shoah, parliamo di bacino della memoria, l'abbiamo detto sempre, no? Però per riempire queste parole, che cosa si deve fare ancora? Io non capisco perché questo odio e questa caccia all'ebreo, perché di questo si tratta. Sì, allora io ho voluto così, in un certo senso, anche rovesciare l'argomento dicendo questo: quante decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone sono vicine a Liliana. Allora guardiamo anche il lato positivo. Certo, questo è indiscutibile. Guardiamo il lato positivo, non ci soffermiamo solamente sul lato negativo che purtroppo c'è. Non è spiegabile, ma le posso garantire che qualsiasi testimone, lo dico anche per esperienza diretta familiare, si esponga in qualche modo e rappresenti poi di fatto un vessillo, no? Per chi ha fatto dei ragionamenti e oltretutto sempre spinto da un sentimento pacifico. Non abbiamo mai sentito Liliana Segre parlare in termini di violenza, di odio, di risentimento verso nessuno. Ogni volta che succede questo si raggiunge una posizione che viene attaccata da chi è contrario a questi aspetti, perché colpire, in questo caso Liliana Segre, vuol dire colpire un'idea di tentativo di convivenza pacifica civile, tentativo di comprensione dell'altro. Nel docufilm Liliana fa riferimento a un momento importante durante la fase della liberazione, quando avrebbe potuto uccidere uno dei guardiani che era lì, che in quel momento si stava ritirando e quindi aveva dismesso gli abiti militari e c'era una pistola disponibile. Liliana lo dice con molta onestà e dice pure che non è riuscita a farlo perché non si sentiva un'assassina e non lo sarà mai. Allora questi esempi forti contrastano con chi invece fa della violenza, della sopraffazione il proprio vessillo. Quindi a un certo punto si tratta di prendere posizione, o si sta da una parte o si sta dall'altra. È inutile andare ancora con le parole. Noi abbiamo riproposto a Roma il murales che era stato installato a Milano, rappresentante Liliana Segre e Sami Modiano, che era stato deturpato e quindi ritirato. Lo abbiamo avuto in dono un nuovo murales da parte dell'artista e lo abbiamo esposto sulla parete esterna della Casina dei Vallati. E quando le forze di sicurezza mi hanno chiesto se fossi sicuro, appunto, certo di volerlo mettere all'aperto, anche alla mercé forse di chi passa, ho detto assolutamente sì, perché mi auguro, spero, che una vigilanza civile e civica protegga quest'opera, protegga questa idea. Qui è un tema di idee, un'idea che basa, diciamo così, le aspettative di convivenza
rispetto a chi invece vuole la sopraffazione. Un tema di idee. Ben detto, professore. Quali sono le prossime iniziative del Museo della Shoah, della sua fondazione? Sì, allora noi abbiamo in corso in questo momento, inaugurata il 23 ma aperta il 24, una mostra sulla liberazione dei campi. Non potevamo non ricostruire e proporre ai nostri appassionati il momento della liberazione. Chiaramente parliamo dell'80°, erano già state fatte mostre in precedenza, ma su questa è stata arricchita con le ultime diciamo così, scoperte scientifiche. Vi sono molti filmati, purtroppo lo dico, c'è una parte di filmati estremamente crudi, estremamente duri, e in questo caso li abbiamo proposti in una saletta non aperta a tutti, tuteliamo i minori, questo è chiaro, ma anche lì abbiamo pensato che fosse opportuno far vedere in modo chiaro quello che hanno trovato i liberatori dei campi, in questo caso l'Armata Rossa, che ha aperto i cancelli di Auschwitz, e cosa ha trovato davanti. E quindi far capire, al di là delle parole, quelle che erano le condizioni di vita in quel momento, in quel campo. Ricordo pure che il 27 gennaio fu liberato Auschwitz-Birkenau, gli altri campi sono stati liberati successivamente, perché i tedeschi portavano via i prigionieri ancora in grado di lavorare, di produrre, si ritiravano portandosi dietro i prigionieri negli altri campi. Quindi gli ultimi sono stati liberati ad aprile del 2000, di quell'anno, stiamo parlando appunto del 45, sì. Quindi non a gennaio ma ad aprile. Ecco che questo anche per dare un'idea, quando è arrivata l'Armata Rossa ha trovato dei residui proprio, non so come dire, nemmeno difficilmente definibili come esseri umani, basta vedere le foto, perché non hanno nemmeno, i nazisti non hanno nemmeno sprecato una pallottola per uccidere questi corpi. Ormai parliamo di corpi, e per fortuna molti di loro si sono salvati dopo, e tra questi il grandissimo Sammy Modiano, che saluto sempre, anche sì, se non ci lo ricordiamo. In questo momento. Lo ricordiamo, Piero Terracina lo stesso. Ecco, abbiamo prodotto un libro che racconta l'amicizia tra Sammy Modiano e Piero Terracina, che si sono conosciuti, erano prima provenienti da città diverse, nel campo di Birkenau, due giovani, uno aveva 16 anni, uno 14 anni, che sono diventati amici e che poi sono rimasti amici per tutta la vita. Bellissimo tutto questo. E ancora altre iniziative, se ce le vuole comunicare, se vuole darci diciamo così, un'anteprima, e poi chiudiamo, la lascio. Allora, ripeto, la mostra adesso è il nostro argomento centrale. La mostra, questa senz'altro io la pubblicizzerò, diciamo così, strada facendo, prima della data di inizio, e poi ancora, e poi salutiamo perché siamo arrivati alla fine. Poi abbiamo una fittissima serie di presentazioni di libri che facciamo sempre nella stessa sede. Sono presentazioni molto interessanti, perché ovviamente c'è il dibattito con gli autori, con gli storici, o anche in alcuni casi con la produzione di romanzi, e poi stiamo già lavorando sull'anno successivo, ma di questo parleremo più avanti. Più avanti. E allora mi sento di dire questo, professore, in chiusura: non dimenticateci, traete la giusta lezione, perché tutto questo non si ripeta mai più. E ritorniamo all'inizio di questa puntata: mai più, la storia non si deve ripetere. 56 voci ieri hanno parlato, e questo credo che sia il messaggio dei messaggi. Quando si spegneranno queste 56 voci, perché sono persone ovviamente anche anziane, i testimoni, la memoria sarà preservata e tramandata dai giovani, e questa è l'opera che lei, diciamo, fa, proprio la mission della fondazione del Museo della Shoah. È così? Esattamente. Ecco, consideri che ieri sera, nel corso di questo incontro così bello, animato e vivace, si sono presentati la bisnipote di uno scampato di Roma, che appunto di fatto ricordava il bisnonno, una ragazza polacca che studia nella scuola polacca a Roma, la cui nonna polacca non ebrea fu catturata e poi trucidata perché aveva sostenuto una famiglia ebraica in Polonia, e poi un ragazzo rom che era qui presente con i propri compagni di scuola, e sappiamo tutti che anche lì c'è stato un grandissimo massacro, no, dei gruppi rom e dei Sinti,
e quindi questo ragazzo anche, ancora studente, sta, diciamo così, ricostruendo quelle che erano le vicende familiari. Quindi parliamo di ragazzi di 18-20 anni. Con noi sono venuti 2 ragazzi che ci assistono tra i tanti come volontari nel nostro progetto Radici Future, ragazzi volontari che ci vengono ad aiutare e che ovviamente sono inseriti in un programma per dargli anche la forza, la consistenza di sostenere anche, diciamo, un impegno non indifferente. Sono venuti entrambi, erano entusiasti anche loro, parliamo di ragazzi di 20-22 anni. E le dico un'altra cosa, un ragazzo italiano che è stato da noi volontario per 3 settimane, adesso sta in Germania, sta studiando storia in Germania, ci ha raggiunto a proprie spese, ha voluto stare con noi e ci ha chiesto la cortesia di poter stare sui nostri pullman. Lei si immagina, ecco, un ragazzo di 20 anni, ecco, parliamo di queste cose anche, no? Non parliamo solo degli imbrattatori. Parliamo di queste cose, affinché tutto ciò, la memoria diventi storia, e la storia deve essere insegnata sui banchi di scuola, dico io, lo dico fermamente, questo deve essere insegnata nelle scuole a caratteri cubitali. E allora, professor Venezia, io la ringrazio molto, pubblicizzeremo, informeremo su tutte le sue attività, l'attività che la sua fondazione promuove sempre, la fondazione, lo ripeto, Museo della Shoah. L'aspetto qui presto e grazie ancora. Io vi ringrazio perché è anche, devo dire che ci sta uno scambio con voi molto positivo e costruttivo, quindi grazie per quello che fate. Grazie a lei e grazie a voi. E allora io vi saluto, vi ringrazio cari amiche e amici di Radio Libertà e vi do appuntamento a martedì prossimo con Pop Economia e poi naturalmente Rumore. Ciao e a martedì! Avete ascoltato Pop Economia.